nights of wood. They're hidden in the mist. A Carloforte con il sindaco Ettore Puggioni ci eravamo lasciati per il girotonno, nel frattempo c'è stata l'estate, tanti turisti qui a Carloforte. Tantissimi turisti, sono molto contento per i turisti che hanno proprio invaso l'isola. Evidentemente l'isola è molto amata, piace tantissimo ai nostri amici che vengono a trovarci nel periodo estivo. Abbiamo toccato dei picchi veramente alti e adesso tireremo le somme e chiaramente ci organizzeremo per una prossima stagione ancora più prospera, una stagione sicuramente anche più organizzata da tutti i punti di vista. Ecco, volevo proprio intervenire su questo. Per quanto riguarda i trasporti, mi pare di aver visto dei nuovi traghetti, quindi traghetti anche più grossi rispetto a quelli precedenti. Sì, adesso abbiamo un traghetto grande come il GB Conte e come la Namur, anche per Calasetta, mentre prima c'era solo il traghettino per Calasetta che imbarcava solo 18 macchine. Adesso abbiamo un traghetto grande, quindi capiente, e quindi ottimo servizio anche da questo punto di vista, perché Delcomar sta svolgendo un servizio abbastanza importante che ha eliminato tutte quelle che erano le code di passeggeri, di auto e negli imbarchi di Calasetta a Portovesme e anche in uscita da Carloforte. Tra l'altro segnalo che adesso dal 1° ottobre ci sono anche delle agevolazioni tariffarie per i non residenti, per qualsiasi non residente, quindi indifferentemente che possa essere sardo oppure finlandese oppure britannico, quindi agevolazioni abbastanza importanti che dureranno per 3 mesi dal 1° ottobre al 31 dicembre. La regione ci ha stanziato 250.000 euro a noi e 250.000 euro alla Maddalena. Contiamo che il prossimo anno questi soldi ci permettono di spenderli un po' prima e quindi di spalmarli anche nei mesi di aprile, maggio, giugno, dove c'è un flusso molto molto importante. L'isola è molto bella in quel periodo soprattutto. Ecco, sotto il profilo della ricezione alberghiera, Carloforte come sta messa in questo momento? Carloforte è migliorata tantissimo da questo punto di vista. Io e la mia amministrazione abbiamo anche lavorato tantissimo nel fatto di regolarizzare certe attività che prima tra l'altro lavoravano anche non in regola. Questo abbiamo lavorato tantissimo, adesso tantissime attività sono regolarizzate, ognuna ha il codice EU, ma soprattutto c'è la consapevolezza che il turista si trova bene sia negli alberghi, si trova bene sia nei B&B, nelle case vacanze, quindi siamo ancora in una fase di lavoro, ma cerchiamo di ottimizzare questo tipo di intervento perché chiaramente migliora la qualità. E poi chiaramente ci sono altre cose che devono invogliare il turista a venire a Carloforte, come ad esempio la pulizia delle spiagge, coordinare quelle che sono le operazioni di salvamento a mare nel periodo estivo. Noi già il 3° anno che ci hanno riconosciuto come spiaggia pediatrica per i bambini, quindi tante cose, perché sono tante cose, tante piccole cose che assieme fanno corpo e invogliano il turista a venire a Carloforte perché ci sono dei servizi, ecco. Tra l'altro quest'anno davvero una stagione fortunatissima, anche oggi è una giornata bellissima, ormai siamo entrati in autunno, però la stagione è molto lunga qui in Sardegna. Siamo abituati ormai a vedere questo mese di ottobre e anche buona parte di novembre con questo clima, tant'è vero che molti turisti vengono anche in questa stagione proprio perché diciamo che comincia a stabilizzarsi quest'altra parte di estate ed è molto importante anche perché c'è più tranquillo, c'è la possibilità anche di prendersi una barchetta, andare a pesca e fare attività marinare, subacquee eccetera, quindi è molto importante. Anche da questo punto di vista dobbiamo migliorare perché tra l'altro molti mestieri di Carloforte nel tempo, durante la nostra storia sono cambiati, adesso si punta più a quello che è sia il turismo, ma anche non esistono più quelle attività di pesca che esistevano un tempo, la pesca delle aragoste adesso i pescatori sono proprio molto pochi e quindi si punta ad avere delle attività come il diving, delle attività come il pescaturismo e quindi di conseguenza da lì nasce tutta una serie di attività che portano a migliorare l'isola dal punto di vista turistico, ecco.
Ecco, parlando naturalmente di grandi eventi, immagino dopo il grande successo della scorsa stagione per quanto riguarda il Girotondo, tra l'altro io ero tuo ospite qui presente, abbiamo fatto dei bellissimi servizi sulla nostra emittente, cosa puoi già anticiparmi per la prossima stagione, insomma 2020? Intanto ti posso anticipare che sarai ospite anche per la prossima stagione, assolutamente, perché hai dato un servizio molto importante, sempre presente in tutti gli eventi musicali e non, nei live. Insieme a te, io e te anche a volte. Assolutamente, ormai sei diventato di casa, ti conosco tutti, da Andy Luotto e anche allo stesso Gianni Morandi che fa parte ormai della nostra cittadina, sai che lui adesso è cittadino onorario, quindi niente, si sta già lavorando per il Girotondo del 2020. Sono molto soddisfatto per quello svolto nel 2019, anche perché abbiamo ottimizzato la spesa e ottenuto dei buoni risultati. È chiaro che il Girotondo deve essere sempre, non ci si può adagiare su uno standard, non ci si può adagiare su un certo tipo di organizzazione, tutti gli anni si deve cercare di migliorare. Adesso già sto predisponendo delle varianti per il prossimo anno, tenendo ferme quelle che sono, diciamo, i nostri punti forti, il live cooking, la tuna competition, e chiaramente correlata anche a degli eventi musicali, che però confermo che gli eventi musicali sono, diciamo, un supporto, però al centro di tutto deve esserci la nostra storia, la nostra tradizione, il tonno che ci rappresenta un po' in tutto il mondo. Ecco, Tore Puggione è stato un grande sportivo, io lo ricordo in campo, facevo già da allora, tanti anni fa, le cronache sportive attraverso la radio. Parliamo un attimo anche dello sport qui a Carloforte. Allora, ci sono due società, mi dicevi prima, una si occuperà, quella storica, la Carloforte, che ha sempre partecipato a importanti campionati, da quest'anno riparte invece al settore giovanile, e poi abbiamo una squadra invece Verde Isola che gioca nel campionato di seconda categoria. Sì, è confermato il settore giovanile come Carloforte Calcio, stanno facendo un grandissimo lavoro tutti su questo settore, perché abbiamo dei ragazzi veramente importanti da valorizzare. Per quanto riguarda le categorie, prima categoria, promozione, eccellenza, purtroppo adesso non abbiamo squadra, non siamo riusciti a comporre materialmente la squadra per una competizione del genere, ma sono quegli anni di transizione che passano, ci sono stati anche quando ho giocato io, insomma, purtroppo c'è da prenderne atto, mentre ci sarà la possibilità di vedere una squadra di Carloforte, la Verde Isola, competere in seconda categoria. Mi auguro che anche lì porta tanta gente al campo e che ci sia un'organizzazione buona e soprattutto che i ragazzi si divertano, perché questa è la cosa fondamentale. Insomma, al termine di questa intervista, cosa vuoi dire ai tuoi concittadini, naturalmente qui dell'isola di San Pietro? Vedremo tra l'altro in autunno, in questo autunno-inverno, anche la nuova fiction, insomma la terza edizione, se non ricordo male, no? Dell'isola di Pietro. Assolutamente, voglio dire ai miei concittadini che l'amministrazione vede questa cosa, vede una comunità crescere sotto tutti i punti di vista. Abbiamo diverse frecce da sparare, insomma, perché tutte queste cose sono sia la fiction Gianni Morandi, il Girotondo, altri eventi come il Couscous, ma non solo, eventi anche dal punto di vista culturale, fanno crescere la comunità e noi abbiamo una storia che è veramente importante, una storia invidiabile, 281 anni di storia, che forse ci sarebbe da fare un film, veramente, qualcuno dovrebbe un altro film. Ci sarebbe da pensarci, perché veramente noi abbiamo la possibilità di raccontarla al mondo e tra l'altro siamo molto vicini a diventare come patrimonio immateriale dell'umanità per quanto riguarda il riconoscimento dell'UNESCO per l'epopea del popolo tabarchino, per la nostra storia, per la nostra lingua, perché io voglio parlare di lingua un po' con un pizzico di presunzione, non voglio dire che il tabarchino è un dialetto, ma è una lingua, anche perché si è saputo difendere in tanti anni. E poi c'è un particolare che mi colpisce sempre, dei turisti, della gente che non è di Carloforte, dice il carlofortino dove lo sposti, ma tiene sempre la stessa lingua. Se tu vai a Los Angeles, in Canada, in Argentina, e se trovi un carlofortino, quello parla in dialetto, parla la lingua tabarchina, anzi non il dialetto. Insomma, Sindaco, è già ora di andare a pranzo, tra un piatto di couscous, uno di tonno e naturalmente il dolce tradizionale carlofortino. Insomma, ti salutiamo, ti ringraziamo ovviamente con la nostra emittente e spero di vederti molto presto. Grazie a tutti voi e ti confermo il mio invito per il prossimo nostro grande evento del Girotondo 2020. Grazie Sindaco, buon lavoro.